sono parecchio frustrato oggi. L'angolo emotivo. Emotivo sto cazzo, porca troia. Praticamente, come forse qualcuno sa, tra i miei sogni c'è quello di aprire la partita IVA, no? Purtroppo per il mio tipo di attività sembra che non posso farlo, ossia devo pagare un 5.000 euro di fissi anche se io faccio tipo 10 euro all'anno, ok? E questo ovviamente al momento è assolutamente insostenibile. Sto comunque provando a mettere via i soldini, a guadagnare un po' di soldini per comprarmi sta partita IVA, sti 5.000 euro. Il problema è che non avendo partita IVA non puoi neanche lavorare e esporti. Quando fai certi lavoretti, a parte che ti pagano niente, ma certi neanche non ti pagano, cioè io addirittura sto aspettando da un anno i soldi da un albergo che tra l'altro io avevo fatto un prezzo simbolico, cioè avevo regalato il sito proprio perché avevo bisogno di quel nome per farmi pubblicità, poi quando avrei avuto la partita IVA, no? Cioè già tu regali un sito internet, lo fai tipo a 7-8 volte il prezzo più basso di quello che valeva e neanche non te lo pagano. Quindi mi cade il mondo, cioè vedere tutti sti pezzenti, cioè pieni di soldi ma pezzenti, perché come avrai forse imparato anche tu dalla vita, i signori non sono certo quelli con il soldino in tasca. Io sto continuando a sentire altri commercialisti, per carità, perché mi sembra assurdo che io non possa lavorare, cioè che io sia costretto a chiedere il reddito di cittadinanza, che ancora non ho chiesto, ma se continua così dovrò chiederlo, o sono costretto a lavorare in nero, cioè io ragazzi voglio lavorare in regola, voglio far fatture e non me lo fanno fare, cioè è assurdo. Io raccontavo che sono anche disposto a pagare il triplo di tasse, per me non è un problema pagare il triplo di tasse, però se lavoro, facciamo un esempio, le tasse invece di essere al 20%, io volentieri le pago all'80%, volentieri, però appunto se vendo, quindi so che se devo fare un lavoretto al cliente, invece di chiedergli 10 euro, reputo che il mio lavoro valga 10 euro, a lui gliene chiederò 18, mi arrivano le 18, 10 nel mio conto, 8 in un altro destinato alle tasse, o comunque mentalmente 10 per me e 8 per le tasse, va benissimo, ce li ho lavorato, ok, va benissimo, quindi che sia l'80% o il 500%, chi se ne frega, cioè mi dispiace per il cliente che avrà prezzi carissimi per colpa dello Stato, ma pazienza. Il problema è che cioè io comunque devo tirar fuori 5.000 euro che non ho, in più le tasse, aspetta, 5.000 euro di fissi più un 20% di tasse che è l'IVA, insomma, ecco. Io credo che questa sia la principale causa della rovina di questo paese, secondo me, o se non è una delle principali, è la principale, perché scusa, tu impedisci alla gente di lavorare, tu obblighi la gente a lavorare in nero, ma addirittura chi non vuole, cioè tu lo obblighi, perché sennò cosa fa? Muore di fame, va a rubare, spacca le vetrate ai negozi alimentari, hai capito? Cioè io ad esempio sono con le mani legate, io voglio lavorare in regola, non mi lasciano lavorare in regola, è pazzesca sta roba. Tacci che vivo in un camper, voglio dire che non ho neanche bollette eccetera, se no veramente so che è brutto dire, ma non giustifico, ma capisco chi si spara un colpo in testa, perché veramente ti portano al suicidio qua. Oh, Italia, piccolo sfogo perché vabbè, quello dell'albergo mi sta facendo proprio innervosire con questo discorso, anche perché dopo vedi con tutti questi clienti che non pagano, tra parentesi solo lui, è più il tempo che perdi e il fegato che ti rovini per star dietro a ste robe che il lavoro in sé. Hai capito? Quindi se io dovessi fare dei preventivi a della gente cialtrona così, invece di chiedere per un lavoro, non so, 1.000 euro, devo chiedergliene 3.000, cioè 2.000 per la tua cialtronaggi nel tempo che ti devo stare dietro e 1.000 per il lavoro. Cioè io veramente non ho parole. Non ho parole per come sta andando la situazione, per i comportamenti delle persone. Ovvio che siamo in merda, è tutto in merda, abbiamo un poco a lamentarci, ce lo creiamo sta roba, cioè veramente. Vabbè, comunque dai, chiudiamo qua questo piccolo sfogo, speriamo un giorno si trovi una soluzione per poter fatturare, perché io voglio fatturare come fanno altre attività, perché ad esempio ci sono della gente che conosco che fanno tipo servizi alle persone, servizi alla persona, cose del genere, e loro se incassano 10 pagano le tasse per 10, se incassano 0 non pagano nessuna tassa, a parte vabbè il commercialista, ma quello è un altro discorso, e se guadagnano 1 miliardo di euro pagano le tasse per 1 miliardo di euro. Però hai capito, così dovrebbe funzionare, invece no, per il mio tipo di lavoro no, quindi
Ripeto, io non voglio fare le cose in nero. Tiratemene fuori. I think you knew me before I really got to know me, and I'm pretty sure I got you the moment we met. I think it has to do with your eyes, yeah, those bright blues hypnotize, but I'm talking about the feeling of deep, deep knowing. If only a person knocks. Is it possible to love you more than I thought I had in store, more than I thought I had inside of me? Every day that passes by, every look you look that meets my eyes, 10 years, and still I love you more. To say that I adore you while it's very, very true hardly explains what I feel for you. If I made a list like I've done before, the reasons I feel affection for you, and I would be trapped inside for days. Hey, hey, is it possible to love you more than I thought I had in store, more than I thought I had inside of me? Every day that passes by, every look you look that meets my eyes, 10 years, and still I love you more. All you've done for me, you've kept me alive. All my things could never be enough. Is it possible to love you more than I thought I had in store, more than I thought I had inside of me? Every day that passes by, every look you look that meets my eyes, 10 years, and still I love you more. Tutte le patate. Beh, tanto queste le taglio dopo. No, la gentil fidanzata diceva: non mi fai più le foto come una volta appena conosciuti, eccetera. No, Ma ho cosa? detto, hai perso tutto il galateo Ah, di una volta. eh, Continui, sei solo di Turola e i suoi fratelli cugini e basta le buone maniere. Non mi tira fuori il perché non ha gradino. sentito il video di ieri che ho parlato con Di Toro? Cioè, da mesi e No. mesi, lei fate la sincronicità junghiana, no? Vabbè. Vuoi che facciamo notare tutte le tue mancanze? No, no, è questione di no, è questione di interpretazione. Allora, lei ha detto: perché non mi fai più le foto? Le sto facendo il video, quindi una foto animata, ok? Quindi passiamo dall'evoluzione, no, multimediale della foto, Ma io insomma, sono per le cose vetusta. antiche. Ok, in più col microfono nuovo, cioè ti ho fatto vedere, ma ti sto anche facendo provare il microfono nuovo. Ma Cioè, no, di solito ci facevamo la foto, l'aperitivo, quindi ogni tot anni, guarda cosa hai fatto 15 anni fa, e allora c'è la foto nostra Ah. che facciamo aperitivo qua, aperitivo ah. di là. Abbiamo il video. Ma devo andare a cercare YouTube, io quando mai guardo YouTube? Ecco Italia, capito? Zappa e porta a casa. Eccolo.
Signori